Buone notizie per i cittadini e le aziende venete colpite dall'alluvione del novembre 2010, sbloccati dal governo 150 milioni di euro per gli indennizi, da reperire invece le risorse per riparare le opere pubbliche. Dalla redazione regionale Virginia Polizzi. L'Italia non è un paese per giovani, troppi sprechi ed errori del passato. Nella prima uscita pubblica come nuovo presidente dei giovani di Confindustria, vi trasmetteremo adesso il pezzo presentato di Virginia Polizzi sugli indennizi per gli alluvionati del Veneto. Ascoltiamo. L'indennizzo che dobbiamo dare alla fine per cittadini e imprese applicata all'ordinanza nazionale è di 158 milioni. Ovviamente questa è una cifra che dovrà poi essere depurata e validata, visto e considerato che sono le richieste iniziali. Famiglie di imprese colpite dalla terribile alluvione di novembre avranno i loro soldi, assicura il presidente del Veneto Zaia. I 150 milioni di euro suddivisi dal governo con la nuova ordinanza bastano. Quelli che non bastano sono i fondi per le opere pubbliche, oltre 700 milioni di euro danni stimati, cifra ben lontana dai 150 milioni a disposizione. Ma Zaia assicura che ci sono altri stanziamenti e che per ora l'importante è risarcire i cittadini. Quei cittadini rimasti per giorni col fango in casa, nei campi, negli allevamenti, nelle fabbriche. Un bilancio tragico, 3 morti, 3.500 sfollati, migliaia di aziende in ginocchio. 270 i comuni coinvolti. Il governatore del Veneto è allora ben felice della nuova ordinanza che i sindaci chiedevano da tempo, felice perché permette di sbloccare i soldi. Noi potevamo pagare un arredo se costava per singolo oggetto almeno 1.000 euro. E il che significa che una poltrona, una sedia da 1.000 euro non è che ce l'hanno tutti in casa, immagino, no? E questo l'abbiamo risolto perché questa ordinanza ha tolto le franchigie. È attesa per questa sera